vignaiolo lo vedi come parla con amore, parla di se stesso in prima persona, parla delle sue vigne come fossero suoi figli. Cosa vedo di voi nei vini? Tutto. La fatica che ci mettiamo ogni giorno per stare dietro le nostre vigne, il tempo che dedichiamo al terreno per i nostri vigneti. Ciao ragazzi, oggi ho voluto scoprire il significato di una parola che onestamente non conoscevo, e questa parola è guaita o guaite. Anzi, non è che non la conoscessi, non sapevo che si riferiva esattamente a quella roba lì, perché secondo me poteva individuare un luogo dove viene fatto il vino, come si fa nelle bottiglie, no? Si dà l'attribuzione romantica di un nome, di una località dove nasce quel vitigno lì e quel vino lì, però poi non è proprio così, perché sennò poi non ritorna più, però non sapevo che era quello il significato. Insomma, mi sto incartando. Facciamo così. Quello che è certo è che mi trovo a Mezzane di Sopra, sulla pedemontana collinare ai piedi della Lessina centro-orientale del Veronese. La guaita, insomma, adesso non mi avventuro di nuovo a spiegare. Noemi, mi ha detto Le guaite è il nostro vigneto principale e il significato è puramente in italiano, significa punto di controllo, punto di veduta. È il punto più alto della collina di Mezzane di Sopra, dove secoli or sono veniva utilizzato per controllare le zone limitrofe. Ha una visuale di 360 gradi dagli Appennini fino ai monti della Lessinia. Quindi in passato è stato anche un luogo di osservazione strategico? Esattamente. È anche il luogo più bello? Per quanto mi riguarda, sì, nelle zone limitrofi è il punto più bello, con una visuale appunto a 360 gradi stratosferica, perché vedi dai Colli Iberici fino al lago di Garda, alle spalle hai la Lessinia e poi successivamente, quando c'è ovviamente la giornata senza foschia, hai gli Appennini che ti guardano in faccia, è bellissimo. Quindi sono le tue guaite anche per questo? Le mie guaite, esattamente. È anche il luogo più fortunato per la produzione della qualità dell'uva? Allora, per quanto ci riguarda, sì, perché noi appunto tutta la produzione della nostra cantina, dove appunto produciamo i vini della nostra linea Valpolicella, vengono prodotti completamente su nelle guaite. Questo perché? Perché abbiamo un'esposizione dalla mattina presto, circa le 6, le 7 durante la parte estiva, fino alle 9 della sera completamente cioè con una parte solare. Poi ovviamente sbalzo termico è molto importante perché durante la notte abbiamo circa un 10-15 gradi di sbalzo termico, quindi tramite i venti che arrivano dalla Lessinia, quindi per l'uva è il posto perfetto per avere una maggiore resistenza sulla buccia, che per l'appassimento è la parte focale per noi, perché senza una buccia resistente, bella stratificata e complessa, non si possono fare gli appassimenti, perché sennò poi in appassimento si hanno problemi di resistenza delle bucce tramite le varie umidità che si possono creare. Bene, arcano svelato. Guaita, il punto di osservazione che per Noemi ha più di un significato. Beh, c'è quello più immediato, ovvero quello panoramico, perché il posto è veramente meraviglioso. Poi c'è quello, diciamo, produttivo, perché metaforicamente parlando l'osservazione riguarda gli obiettivi che uno si pone. E poi c'è anche quello umano, perché quando uno produce in proprio e produce vino, come nel caso di Noemi e della sua famiglia, deve inevitabilmente metterci del proprio per rimanere competitivo sul mercato, per identificarsi e ovviamente per distinguersi. Quindi andiamo con ordine, perché questa è la triade di elementi su cui poggia la filosofia di Noemi. Andiamo a sentire. Noi, grazie ai nostri terreni e a tutto il lavoro che facciamo in campagna, prima della vinificazione e della fermentazione, i nostri vini li facciamo fare di media dai 5-6 anni di invecchiamento all'interno del nostro legno, che sono barrique francesi. Quindi l'Amarone dopo quanti anni lo beviamo? Di media dopo 10-11 anni.
Ci vuole anche del coraggio perché è un investimento per voi tenere il vino così fermo a Eh lungo. sì, in primis sempre fa parte delle nostre sfide personali, è una sfida contro il territorio per valorizzare al meglio i nostri vini, dare la possibilità ai nostri clienti di poter degustare a pieno quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio. In questo aiuta la qualità dell'uva. Certamente aiuta tantissimo perché avere una qualità ottimale dell'uva ti permette poi successivamente di poter avere degli ottimi prodotti in vinificazione. E soprattutto in passimento, se le uve riescono a mantenere la croccantezza della buccia, che è la parte focale dell'appassimento, che è una tecnica completamente naturale per quanto riguarda il mondo della Valpolicella, appunto si ha un valore aggiunto molto molto più importante come ricchezza della materia prima in assoluto. In tutti questi anni di affinamento, no? Lo si fa per catturare il maggior numero possibile di aromi, di profumi, di sentori. Cosa matura in più oltre al classico sentore di frutta rossa, frutta matura? Cosa regalano? Che sensazioni regalano i vini invecchiati così a lungo? Tantissimi, perché vai a lavorare su comunque la balsamicità, vai a lavorare su tutti i sentori che sono acidità, tannicità, la parte alcolica, tutta la struttura del vino, non è solo la parte aromatica che ha un lavoro di invecchiamento, quindi di microossigenazione all'interno della botte, ma è proprio un 360 gradi del vino che va a lavorare a maturare, per poi avere un equilibrio maggiore e avere un'armonicità completa di tutta la bottiglia. Vini longevi, ma anche muscolosi? Nel nostro caso sì, perché per avere tanta acidità dobbiamo avere anche tanta struttura, un corpo che la sostenga, perché sennò altrimenti ti trovi vini completamente squilibrati. Noemi è figlia unica e la passione per la vigna e per il vino gliel'hanno trasmessa direttamente i suoi genitori, papà Stefano e mamma Giulietta, che questa azienda l'hanno fondata passo dopo passo nel corso degli anni, producendo vino che rimane a tutt'oggi il business più importante, ma anche un buonissimo olio extravergine di oliva, poi anche un po' di frutta, in particolar modo albicocche. Noemi ha 30 anni, ma è diventata titolare d'impresa 9 anni fa, quando ne aveva soltanto 21. Quindi una carriera professionale da titolare d'azienda e da imprenditrice che è iniziata veramente in giovanissima età. E questo spirito l'accompagna tuttora perché sono molto impegnativi i principi cardine su cui insieme hanno deciso di portare avanti la filosofia di questa azienda, che è una filosofia improntata su una grande qualità che parte dalla campagna per poi arrivare fino al vino. E il vino alla fine diventa il racconto di tutta questa storia e di tutta questa esperienza, un racconto che adesso è lei che continuerà a scrivere. Cosa ha voluto dire per te entrare in questo mondo a 20 anni o poco più? Allora, diciamo che tutto è nato dalle 1000 sfide con mio papà, perché è tutto una sfida fra me e lui da quando sono piccola. Fortunatamente perché è grazie a queste sfide che sono cresciuta sulla parte mia sia commerciale ma proprio sulla parte mia privata del mio essere così. Tutto quello che mi ha fatto provare quando ho fatto i primi 2 o 3 anni in azienda, dal 2012 al 2014 circa, è stato proprio la gavetta pura in campagna e in cantina, dove è stata tosta, lo ammetto, però come mi ha sempre detto lui, un capo di azienda, cioè un futuro titolare deve partire dalle basi. Quindi ci ha insegnato l'umiltà? Mi ha insegnato l'umiltà della terra, quindi è iniziato come sfida per cercare di incrementare la parte commerciale, per cercare di dare un valore in più alla nostra azienda, un valore sia di immagine aziendale, ma sia per il nostro brand, sia proprio come comunicazione, come feedback che possiamo dare ai nostri clienti, cioè purtroppo la generazione precedente a quella che sono io, quindi precedente agli anni 90, per loro il vino parlava da sé, non serviva tanto l'immagine dell'azienda, l'immagine del brand, la commercializzazione fatta in determinato modo, perché comunque il vino si vendeva, parlava da solo
e quindi si facevano tante volte già la parte commerciale ci faceva molto semplicemente, vino piaceva, va bene, si vendeva. Al giorno, negli anni 2000 in poi, invece è cambiata tutta la frittata, come dico io. È diventata molto più competitiva, tantissime cantine ad oggi fanno tantissimi buoni vini e quindi la competizione è molto più alta. Ho lavorato molto su quello che è dare emozioni, quello che facciamo noi sempre in cantina tutti i giorni. Quindi trasmettere il più possibile quello che siamo noi nella nostra normalità. E chi siete voi? Siamo dei semplici vignaioli cresciuti da una parte di mezzadri precedenti, che erano i miei nonni, quindi tradizione della terra in sé, e poi successivamente abbiamo iniziato a dar voce al nostro territorio tramite la nostra produzione. Cosa vedo di voi nei vini? Tutto. La fatica che ci mettiamo ogni giorno per stare dietro le nostre vigne, il tempo che dedichiamo al terreno per i nostri vigneti, che poi è da lì che viene fuori la materia prima. Senza una materia prima di qualità, di certo non puoi aspettarti che un vino ti duri 10 anni in cantina prima della messa in commercio. Quindi è proprio la sfida parte da lì, parte dalla vigna, che ogni anno cambia la ricetta tutti gli anni perché il cielo non lo si comanda. Noi lavoriamo con un padrone che è sopra la nostra testa e lì ogni anno bisogna interpretare come meglio si può dare alla vigna. Come si fa a distinguersi e soprattutto a resistere sul mercato, pur essendo una piccola realtà? Un vignaiolo lo vedi come parla con amore, parla di se stesso in prima persona, parla delle sue vigne come fossero suoi figli. Quindi le senti tu e le vigne? Sì, certamente. Quindi quando vai sulle guaite? Sono come sono per me, sono anche per mio papà, cioè ogni anno sono come fossero le nostre figlie. Se tratto la vigna come fosse una parte del mio corpo, ovviamente cerco di rispettarla come rispetto me stessa, nella parte di sostenibilità, nella parte di rigorosità della vigna, tutto quello che riguarda il vigneto, più lo rispetti e più la vigna ti può dare. E dalla mamma invece? Dalla mamma c'è un rapporto molto più simbiotico perché vabbè, la mamma è sempre la mamma e è lei che mi ha passato tutto quello che è l'amore per questo lavoro, perché appunto io e il papà siamo sempre in conflitto, nel senso buono, perché è costruttivo il nostro conflitto. Ci litighiamo, ci scanniamo, ma perché abbiamo 2 generazioni diverse, mentre mia mamma è quella che lei, se vede che io ci credo in qualcosa e che ne vale la pena, lei fai, cioè quella che crede sempre in me. Quindi no, in cantina poi è lei e siamo assieme perennemente, cioè, se c'è bisogno io sono sempre al suo fianco. Ti sono brillati un po' gli occhi? Con la mamma sempre, anche col papà, ovvio, però tra di noi c'è più un rapporto formativo, cioè lui mi forma, la mamma invece mi dà il sostegno e tutto il resto. E non potevamo concludere senza un tuffo nella tradizione più vera della Valpolicella, che è incorporata in questo vino, vero Noemi? Sì, esatto, questo qua è un vecchio mandorlato della Valpolicella, noi l'abbiamo chiamato solitario e è un po' la tradizione che è rimasta in pochissime cantine perché siamo rimasti in 20 ancora a produrre questo vino. Non è Recioto? No, non è Recioto, non è Amarone, è una mezza via fra l'Amarone e il Recioto perché appunto ha un piccolissimo residuo zuccherino, poi è sempre interpretabile in base all'azienda e questa nota di mandorla tostata naso e bocca e questo lungo invecchiamento che gli dà una piccolissima ossidazione che è molto piacevole. Viene voglia di un pezzo di cioccolata e di un caminetto acceso, il vino da meditazione della tradizione, fantastico. Ragazzi, grazie. Cin cin. Cin. Mamma mi ha dato a me il bicchiere. Ma come no?